Sono in cassa integrazione da 4 mesi i lavoratori della Fondazione Musei Civici e del Sistema Museale in Appalto. L'IGE e le norme anticontagio manifestano in numero ridotto e con mascherina chirurgica. Non li soddisfa il piano di riapertura graduale degli 11 musei che fanno parte della Fondazione Musei Civici di Venezia, unico socio fondatore il Comune. Un piano che si concluderà con la riapertura della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro venerdì 11 settembre. Ma noi continuiamo a pensare che non ci sia ragione per queste scelte, perché il governo ha stanziato circa 50 milioni di euro proprio a sostegno dei comuni e delle fondazioni ovviamente che li gestiscono. In questo caso Venezia avrà qualche milione di euro proprio dal governo e quindi non si comprende ancora la scelta di tenerli chiusi quando il disavanzo fatto sino ad oggi verrà interamente coperto dal patrimonio della fondazione. Da venerdì 31 luglio Palazzo Ducale riprenderà ad essere aperto tutti i giorni. Per ora le porte rimangono chiuse, sia quella sul bacino di San Marco che la monumentale Porta della Carta, dove si leggono gli orari attualmente in vigore. 4 ore il giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 18 e dalle 9 alle 18 di venerdì, sabato e domenica. Dall'altro lato di Piazza San Marco, al Museo Correr, un foglio attaccato con lo scotch sul cartello d'ingresso informa che il museo rimarrà temporaneamente chiuso senza aggiungere altro. Qui comunque la riapertura è programmata per il 1° luglio. E se noi non apriamo immediatamente i musei civici, le gallerie d'arte o comunque spalmati in tutta la settimana, non riusciamo poi ad avere le prenotazioni sugli alberghi, i ristoranti non lavorano. Altrove le cose vanno diversamente. Le gallerie dell'Accademia, che è un museo statale, sono aperte, ma non occorre andare tanto lontano. Nella stessa Piazza San Marco sono visitabili sia la Basilica che il Campanile, dove peraltro i turisti non mancano. Le problematiche connesse alle chiusure si mescolano ad altre rivendicazioni di categoria. Rigettando ogni forma di precarietà, quindi la precarietà dovuta a tutte le forme di privatizzazione dei beni culturali, rigettando quindi il regime degli appalti, rigettando tutte le forme di contratti precari che sono estremamente utilizzati nel nostro settore. A suo tempo mi ricordo che non potevamo neanche fare un'ora di sciopero perché rovinavamo l'immagine della città. Oggi abbiamo i musei chiusi, turisti che si affacciano alle biglietterie trovando gli sportelli completamente serrati. Questo è il vero biglietto da visita della città oggi.